I pescherecci di Chioggia rimangono attraccati alle banchine. Oggi non si pesca e non si pescherà neanche nei prossimi giorni. L'esplosione del prezzo del gasolio dopo l'attacco militare di Stati Uniti e Israele all'Iran rappresenta l'ultima mazzata ad un comparto già in sofferenza. I pescatori in protesta chiedono al governo il rinnovo del credito d'imposta del 20% sul gasolio, ma sollecitano anche l'arrivo di quei contributi già assegnati e impantanati, dicono, nelle pastoie burocratiche della capitale. Già più o meno a metà marzo avevamo avuto questo provvedimento da parte del governo che aveva capito le difficoltà del settore e noi abbiamo imprese molto energivore, consumiamo veramente molto gasolio e incide moltissimo sui costi dell'impresa. La marineria di Chioggia è tra le più importanti del comparto ittico nazionale, ma i problemi da affrontare sono parecchi, a partire da un cambio generazionale reso difficile anche dalle incertezze economiche del settore. Quindi siamo partiti da quando è cominciata la guerra, perché avevamo il gasolio a 75 centesimi, andare a pagare 1,35 euro è diventato quasi il doppio. Quindi il guadagno non va più a riprendere le spese, ma non è aumentato solo il gasolio, sono aumentate le casse, sono aumentate tutto quello che serve per riarmare la barca e quindi il problema è grosso. Quanto si può andare avanti senza questi fondi che vi hanno promesso? Non andiamo più avanti, è fatica, veramente fatica. Abbiamo il problema che siamo quasi 1000 marinai e l'indotto è di 1000 persone. Diciamo l'indotto più famiglie, più le famiglie e l'indotto che lavora dietro. La buona notizia intanto è che già mercoledì i rappresentanti dei pescatori di Chioggia avranno un incontro a Roma al Ministero dell'Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, che nonostante un nome che guarda più alla terraferma che al mare, comprende anche una sezione sulla pesca marittima e l'acquacoltura. È un problema serio, è un problema non solo della marineria di Chioggia, di tutte le marinerie d'Italia. Noi come amministrazione comunale siamo molto vicini ai pescatori e nel nostro piccolo cerchiamo di avere la filiera istituzionale per avere una risposta diretta. Il credito d'imposta c'è, è stato emanato, di burocrazia. è stato emanato 3 giorni dopo il problema. Noi speriamo nel prossimo Consiglio dei Ministri venga anche sviluppato anche per le mensilità di giugno